Settimo anno, una manifestazione importante, sicuramente di nicchia, però che catapulta ancora una volta Trieste nel mondo internazionale, perché comunque abbiamo concorrenti che arrivano un po' da tutto il mondo. Pensiamo che ci sono concorrenti che quest'anno arrivano da Miami. Così Riccardo Novacco, patron dell'iniziativa organizzata da Adrenalinica Motorsport, sintetizza l'edizione 2023 della Mitteleuropean Race. La kermesse dedicata alle automobili storiche, che vede il patrocinio del comune, è pronta a partire. Formula che vince non si cambia, 3 gli appuntamenti. La Mitteleuropean Race vera e propria, in programma sabato 13 maggio, e la gara di regolarità, che quest'anno evidenzia anche nel sottotitolo il legame ideale con la salita della Trieste Opicina. Si svilupperà attraverso strade secondarie lungo un tracciato di 500 km coprendo tutte le province della regione. Il roadbook è stato fatto su stradine, ripeto, secondarie, dove i piloti troveranno grosse difficoltà. Le prove sono strutturate anche quelle in maniera difficile, non è una gara semplice la nostra. La Mid Race Tour Cup, sempre sabato, è invece un evento puramente turistico, senza prove, e che prevede momenti culturali specifici, ad esempio una visita alla scuola mosaicisti di Spilimbergo. Domenica 14 maggio la gara di regolarità turistica su un percorso meno impegnativo, 90 km, ma altrettanto avvincente. Avremo alcune macchine dal punto di vista sportivo, dei modelli molto belli, dalle Ferrari all'Alfa Romeo 4C, che porteremo in giro per la regione per far visitare dal punto di vista turistico e culinario dei posti splendidi. C'è anche spazio per il concorso d'eleganza Città di Trieste. Una trentina di prestigiose vetture d'epoca saranno esposte in Piazza Unità già a partire da venerdì. E avremo ancora una volta un museo a cielo aperto. Nella Piazza Unità d'Italia ci saranno quasi un centinaio di vetture, tra concorso di eleganza, turistica, superclassica e la regolarità. Il Comune ha confermato l'appoggio all'iniziativa, che può sembrare elitaria, ma che rappresenta in fin dei conti un'ulteriore attrattiva anche a lungo termine per la città. E non è più una moda, è una delle tantissime cose che la città offre, incuriosisce e sulle quali evidentemente si può fare non solo marketing ma anche economia. Quindi gente che viene, che fa il suo tour, fa le sue gare a cronometro, ma poi anche ritorna. Trieste è una città in grado di offrire e di costruire eventi della tipologia più variegata, penso appunto alla maratona della scorsa settimana molto partecipata, ma anche eventi di questo genere che si rivolgono appunto a una platea specifica, ma che appunto anche per la sua specificità magari è fatta di persone che arrivano qui come turisti ma magari tornano come imprenditori.